Eccoci, nuova puntata della nostra storia. Due, come sempre, gli ospiti con noi e con voi per rivedere il passato, guardando poi al presente e progettando il futuro. Allora, primo ospite racconterà un po' di Vittorio Veneto, ma anche di un partito socialista italiano che adesso c'è, ma sicuramente conta un po' meno nell'arco costituzionale rispetto a un tempo. Seconda parte invece parleremo di un manager che è stato a capo, diciamo così, di una grande azienda che adesso di fatto è rimasto solamente un marchio. Insomma, cose interessanti per approfondire insieme il nostro passato, il nostro presente e soprattutto vedere il futuro. Naturalmente, subito dopo la sigla. E allora cominciamo subito con delle immagini di un consiglio comunale. Questo è un consiglio comunale degli anni 80, per la precisione del 1982, ed è il consiglio comunale di Vittorio Veneto. In mezzo a tante carte vediamo un giovanissimo Ottavio Pasquotti che è vice sindaco, quindi un Ottavio Pasquotti del 1982, e adesso andiamo in studio con il nostro Alessandro Granziera e l'Ottavio Pasquotti del 2023. Benvenuto. Allora, la prima emozione a vedersi con quelle immagini? Sì, effettivamente mi rendo conto che gli anni sono passati e per la verità anche tante cose da ricordare, però mi rendo anche conto che forse allora eravamo anche molto attivi, soprattutto eravamo molto impegnati nella vita della città. Non a caso il titolo che abbiamo dato per questa prima parte è Vittorio Veneto anni 80, si diceva una città già anziana, già per vecchi, è vero? Sì, diciamo che Vittorio Veneto, venendo dalla grossissima crisi del tessile che ne aveva fatto la prima praticamente città industriale del Veneto, di Treviso, ricordando che Conegliano era molto molto più piccola, nel 1975 la crisi ha messo in grossa difficoltà la città. C'è stata una riconversione totale, è passata dall'industria del tessile a sviluppare aziende locali, anche con notevoli risultati, però nel frattempo la città è invecchiata. Vediamo insieme queste immagini. Allora, ci descrive questo consiglio comunale. Se ricordo bene, questo è il consiglio comunale con problema di urbanistica e sembra addirittura quello in cui si parlava di autostrada. Qui chi sta parlando chi è? Franco Concas, onorevole Franco Concas, onorevole socialista, deputato socialista dal dopoguerra per 4 legislature, deputato europeo e consigliere comunale sempre, perché allora gli uomini più validi che un partito aveva, anche se ricoprivano più cariche, venivano in consiglio comunale. Ma poi ha fatto anche il sindaco, se non sbaglio. Ha fatto anche il sindaco dopo gli anni nell'88, in una fase transitoria, ha fatto anche per un po' di anni il sindaco. Beh, devo dire un consiglio comunale però affollato, vuol dire sì che il tema era importante. Sì, diciamo allora che innanzitutto a livello di partecipazione, questo è l'avvocato Bruno Barel, il giovane avvocato Barel, consigliere comunale, diciamo che Beppe Vilacqua, Aldo Toffoli, il sindaco precedente, e Mario Botteon, il sindaco successivo a Concas. Diciamo che ci siamo accapigliati, io praticamente avevo sostituito Toffoli e poi Botteon ha mandato a casa noi e ha fatto la prima giunta credo della provincia di Treviso fra democristiani e comunisti di allora. Esatto, allora siamo qui un po' per ragionare. Intanto chi governava, chi ha governato maggiormente, diciamo, in termini di arco politico, il comune di Vittorio Veneto? Allora, nel dopoguerra ci sono stati innanzitutto due sindaci, da Ros, il geometra, mi sfugge il nome in questo momento, sono tutti conosciuti. Questo qui è Pasquotti. Questo sono io, senz'altro. Dicevamo appunto una giunta. Allora, la città di Vittorio Veneto, nella provincia di Treviso, che è una zona bianca tradizionale, aveva una tradizione di sinistra, come Mogliano, e ha avuto due sindaci socialisti all'inizio e poi ha avuto sindaci democristiani, questo è scontato. Nel 70 i giovani, diciamo, della democrazia cristiana, che però allora appartenevano quasi tutti al gruppo delle ACLI, venivano dalla militanza delle ACLI, eccetera, già si erano impegnati molto nella democrazia cristiana, e nel 70 la giunta, anziché la classica giunta di centrodestra, hanno praticamente imposto, pur attraverso i consiglieri comunali che avevano eletto, di fare la giunta con i socialisti. E
quindi è una giunta di CPSI. Nel 75 un gruppo di giovani socialisti, mi consideravo giovane allora nel 75, abbiamo avuto i numeri sufficienti nel PSI per imporre la scelta di fare una giunta di sinistra. Quindi? Abbiamo chiesto di farla col sindaco adesso mi sfugge in questo momento un voto di memoria, no, di memoria mi viene il nome, e c'è stata una grossa diatriba all'interno del Partito Socialista, poi per fare un finimondo, si è messa di mezzo anche la Chiesa, e abbiamo fatto Giorgio Pizzo il sindaco, che per la verità non era il più gradito del Partito Comunista, ma per noi era il meno comunista di tutti. Quindi no? Giorgio Pizzo era Giorgio Pizzo, quindi la giunta PC, era PC, PSI. Per fare però la maggioranza abbiamo avuto l'aiuto ovviamente dei socialdemocratici, dei repubblicani e di un liberale che doveva vendicarsi del 70 che non l'avevano messo in giunta, e quindi se l'hai ricordato gli anni dopo ci ha fatto avere i numeri. L'atteggiamento è stato anche di molti anziani socialisti, anziani per modo di dire, ma allora a 50 anni li consideravi anziani, di dire ma durano 2 o 3 mesi. Toffoli ha scritto anche un paio di libri allora proprio per spiegare che dovevamo cadere, che era provvisorio, e poi bastava non considerarli, cadevano da soli. Sono durati 18 anni. Beh, insomma, non è male. Però adesso torniamo a parlare della città, e con il contributo numero 2 intanto vediamoci un po' di immagini generiche di Vittorio Veneto del 1980. Allora, Vittorio Veneto arriva ad essere, diciamo così, una città che qualcuno diceva dormitorio, perché sostanzialmente vive questa crisi del tessile, mi pare di aver capito. Esatto, però i giovani che sono arrivati nel 75, la prima cosa che hanno fatto, hanno messo mani sul piano regolatore. Era un piano che prevedeva lo sviluppo della città a 60.000 abitanti, quindi la radevano al suolo, rimanevano 2 borghetti. Lo ha ridisegnato a misura di Vittorio Veneto, 35-38.000. E nel 78 hanno imposto l'ampliamento della zona industriale. Dico imposto perché non era facile, il PC tendenzialmente allora era contrario alle zone industriali, non servivano. Nel 78 abbiamo fatto la prima parte della zona industriale, e da là è partito tutto quello che poi si è accumulato, e oggi diciamo che la zona industriale di Vittorio Veneto, accoppiata a quella di Conegliano Nord in questo caso, è forse una delle più grosse della provincia di Treviso. Non è vero che la Vittorio Veneto è una città per vecchi. Vittorio Veneto è una città in cui sono usciti molti giovani, allora non c'era lavoro all'inizio, si è conservata però come una città a misura d'uomo, e io sono convinto, e qua secondo me abbiamo vinto la scommessa, che avendo tutto sommato salvata la città, non è una critica a Conegliano, ma Vittorio Veneto è rimasto un'altra cosa, sarà una città in cui i giovani verranno a vivere, perché a Vittorio Veneto c'è una vita diversa dalle solite città in cui c'è il caos. Oggi a Vittorio Veneto lavoro ce n'è, la zona industriale è in pieno sviluppo, non abbiamo grandi supermercati, quelli a tutti Conegliano. Da noi ci sono ancora i negozi, le botteghe, i centri storici. Ma soprattutto, guardando qui Serravalle, cioè non è cambiato niente. Adesso abbiamo visto ad esempio l'entrata sulla sinistra c'è il teatro, a parte il fatto che ha un altro nome, si chiamava l'insegna scriveva Rossini, se non ho letto male, il teatro, sì. Giusto per dire. Però guardare le immagini degli anni 80, qui siamo, quindi voglio dire, siamo a 43 anni di distanza, non è cambiata, anzi non è cambiato per niente, anche No. la stessa situazione. Cioè... Allora, nel bene e nel male il centro storico non è stato disintegrato, è però oggi in gran parte recuperato, al di là del problema in particolare di quella via che finché non si era fatta la circonvallazione era impossibile gestirla. Per la gran parte degli edifici oggi sono recuperati, si comincia ad abitare, direi che è quasi tutta piena. Attenzione, quella zona non è adatta per fare altri tipi di interventi, però di fatto oggi attorno a Vittorio Veneto, ma sempre mantenendo un'edilizia di tipo normale, cioè non abbiamo fatto i grossi quartieri come Conegliano eccetera, oggi tutto sommato Vittorio Veneto sta crescendo, riprenderà a crescere. C'è un calo di abitanti, c'è anche un invecchiamento perché chiaramente il gradino era troppo ampio, però adesso ci sono giovani, famiglie, operai, dipendenti che ritornano a Vittorio Veneto. C'è però una critica che devo fare. Dal 90 in cui c'è stato il cambio della giunta, per una quindicina d'anni ci sono state tutte amministrazioni che hanno gestito il quotidiano. Non c'è più stato un disegno come avevamo noi
forse giovani negli anni 75. Ma guardare le immagini, comunque già a quel tempo è molto verde la città, c'è un'attenzione al verde. Faccio solo un esempio. Quando siamo arrivati noi, il piano regolatore prevedeva di continuare quello che si stava facendo fino allora. Quando uno passa per Vittorio vede alcuni esempi, dice ma chi li ha fatti? Uno per tutti, il palazzo a destra del municipio, che abbiamo visto prima, che l'hanno raso al suolo, e quello era il piano regolatore. La prima cosa che abbiamo fatto l'abbiamo azzerato e abbiamo adottato un criterio che massimo 4 piani o 3 a secondo delle zone e un indice edificatorio molto basso. Quindi il concetto di non toccare il verde, aver bloccato tutta la distruzione del verde nella zona centrale per far condomini, buttando giù le ville eccetera, è stato azzerato. L'abbiamo che pagata perché ce l'hanno fatta pesare duramente, immagina le imprese edili, però oggi siamo una città per giovani, quindi secondo me. Guardando queste immagini del passato, vedendo insomma che poi è rimasto immutato, la vostra scelta, seppur dura, è stata vincente perché adesso viene ricercata. Credo che oggi sia una città all'avanguardia, cioè oggi tutte le città si inventano l'edilizia verticale per giustificare qualche palazzo col verde. Noi il verde abbiamo conservato. C'è ancora un grosso problema, bisogna che Vittorio Veneto si dia un'amministrazione in grado di far diventare snello, veloce e soprattutto incentivare le attività economiche, ma soprattutto l'edilizia minore in centro storico. Andiamo a vederci invece un servizio. Abbiamo parlato prima del piano regolatore, abbiamo detto che c'è stato un consiglio comunale in cui si parlava di tangenziale, allora andiamo a vederci un servizio sulla tangenziale Vittorio Veneto. Il servizio è del 26 ottobre dell'87, sentiamo cosa dice, poi lo commentiamo. Circonvallazione di Vittorio Veneto, un'idea che se realizzata sarà la più grande opera pubblica della città. Per ora è solo la più discussa. Dopo le reazioni del PRI che chiede chiarimenti circa la posticipazione da parte dell'ANAS sulla realizzazione del progetto stesso, anche gli altri partiti hanno detto la loro. Tutti chiedono che fine farà il mezzo miliardo speso per la stesura del progetto. È di venerdì scorso l'ultima assemblea pubblica convocata dal Comitato contro la circonvallazione e domani sera se ne riparlerà con un dibattito pubblico sul tema circonvallazione grande viabilità, un incontro indetto dall'Associazione Territorio Ambiente a cui parteciperanno fra gli altri l'assessore regionale ai trasporti Lia Sartori e il senatore Giorgio Pizzol, PSI. Sentiamo da quest'ultimo quali sono gli obiettivi dell'incontro. In questa conferenza, direi opportunamente promossa dall'Associazione Territorio Ambiente, si sforzerà di fare almeno un primo passo in direzione della chiarezza delle soluzioni, delle proposte che sono sul tappeto, che la Giunta Comunale in questo periodo si appresta anche a formulare, e direi che è l'inizio di un dibattito che deve concludersi anche rapidamente per far sì che i provvedimenti che poi verranno presi in materia e gli stanziamenti finanziari vengano impiegati presto e bene. È necessario quindi trovare un punto comune fra i vari partiti e fra gli enti per non perdere di vista il problema principale, che è quello della viabilità, del traffico che sta soffocando ormai Vittorio Veneto. Appunto, parlavamo di questa. Allora, per chi non è di Vittorio Veneto, la tangenziale qual è? È quella che dall'uscita, diciamo, del casello nord dell'autostrada, grosso modo all'incrocio con la strada della Vallata, attualmente porta fino, passando sotto le colline a est di Vittorio Veneto, porta fino in centro di Vittorio Veneto. Dovrebbe proseguire, chi conosce Vittorio Veneto, dietro l'ospedale e poi in teoria collegarsi più a sud con la zona industriale di Vittorio Veneto e rientrare in autostrada a sud. Parlare della tangenziale di Vittorio Veneto è un esempio dell'Italia che viviamo. Allora, la tangenziale di Vittorio Veneto è nata quando praticamente hanno iniziato a fare le strade a Vittorio Veneto, 100-130 anni fa. Quando poi è stata realizzata l'attuale circonvallazione, che poi è sostanzialmente quella che finisce in centro a Serravalle, il quarto tronco, che è l'ultimo pezzo per bypassare Serravalle, è rimasto fermo. Ci sono stati 43 progetti negli anni. Ho fatto anche una mostra perché su questo argomento è stata una delle cose che noi abbiamo imposto come socialisti all'allora Partito Comunista non convinto e la Democrazia Cristiana che era convinta, però aveva problemi con gli abitanti di alcune zone. E si parlava addirittura di spostare parte dei palazzi. L'ANAS ha comprato tutti i palazzi lungo l'attuale riva di Mulini, parte interna di Vittorio, per demolirli, passare sopra il Meschio, girare scaletti di Sant'Augusta, tunnel, 43 progetti, tutti interni. Quando nel 75 abbiamo dato incarico al professor Astengo, avevo preso, anche quella è stata una nostra imposizione,
di giovani socialisti, abbiamo preso uno da fuori, Astengo, grande luminare, indiscusso, stava facendo il piano di Istanbul, aveva fatto il piano di Assisi, e abbiamo detto, ce l'ha fatto quasi per favore, però poi aveva dei temi locali, ridisegna tu sta città. La prima cosa che ha fatto, dice, dobbiamo liberare il centro storico, e ha disegnato una nuova circonvallazione, cioè dice, non è inutile tentare di passare in mezzo alle case, la facciamo nuova. Nel 1977 è stato approvato il primo disegno, siamo arrivati a 2 anni fa a finirne un pezzetto. Contrari, favore, le solite questioni. Diciamo che quella circonvallazione comunque adesso ci permette di lavorare seriamente sul centro storico di Serravalle, che non poteva essere il transito nord-sud, perché poi c'è l'Alemagna che finisce là. Chi non va in autostrada scendeva per il centro storico di Serravalle. Invece c'è il traforo di Sant'Augusta? Sì, il traforo di Sant'Augusta lo chiamiamo noi. C'è un lato che mi piace ricordare: per poter costringere l'ANAS a prendere l'iniziativa con l'autostrada, sì, con la tangenziale, perché finanziarla, abbiamo, uso il plurale maiestatis, direi, ho fatto una cosa che allora si poteva fare. Tutte le associazioni, i comitati, tutti i raccolti, finché tutti hanno firmato che bisognava fermare gli autocarri che passavano per Serravalle. Raccolto tutto, abbiamo fatto l'ordinanza. L'ho firmata io, il sindaco in quel momento era assente, mettiamola così. È scoppiato un finimondo con la prefettura, ma noi l'avevamo fatta bene. Avevamo dirottato il traffico su una statale, che allora era statale, la statale del Cansiglio. Non hanno potuto dire niente sul piano legale. Hanno dato un finanziamento per pagare un po', c'era già il pezzo di autostrada a Serravalle, per pagare gli autocarri che andavano, poi in realtà non li hanno mai pagati. E i cambi non sono più passati per Serravalle. È rimasta inchiodata, qualche guaio l'ho avuto perché poi qualcuno ha fatto denunce, è andata benissimo. Oggi c'è il traforo. Se non avessimo fatto quell'atto d'imperio, l'ANAS mai avrebbe finanziato. Dirò che allora avevamo anche qualche onorevole, vedi De Michelis, vedi Sacconi, che però noi ci aiutavano, e sull'ANAS gli danno letteralmente imposta, perché all'ANAS di quel pezzo di statale non gliene può importare di meno. Era un debito con la città di cui loro minimamente non avevano interesse. Allora, visto che parliamo di strade, adesso vi faccio vedere, perché le vediamo insieme, un fadalto di un tempo andato. È il 1982, l'inserto è lo 04, Alessandro, grazie. Questo è il fadalto prima dell'autostrada. Adesso vai e questa visione è completamente diversa. C'è un'autostrada che ha cambiato completamente il volto di questo territorio. Adesso vedremo delle altre immagini, il turismo e quant'altro. Lì qual è stata la vostra posizione? Perché si parlava del proseguimento della A27, insomma, già a suo tempo. Sono fortunato o sfortunato perché ho vissuto in prima persona quegli anni, in quei periodi là, comunque anche quando non ero urbanistica, lavori pubblici, diciamo che avevo un ruolo abbastanza decisionale in Consiglio Comunale, non ero molto tranquillo. L'autostrada noi come società... Lì proprio passa sopra, lì dove vediamo adesso, proprio, si vede proprio l'autostrada, adesso qui è tutto un giro di strade, controstrade, agganci, contro agganci. Possiamo dire che sotto certi punti di vista è stata devastata. È un disastro. Allora, noi come socialisti abbiamo sempre voluto la Venezia-Monaco in quegli anni. Potrei citare i convegni fatti a Vittorio Veneto con allora Gianni De Michelis, i manifesti, li conservo ancora, ma là c'è stata una grande battaglia sul progetto. Potrei solo citare la parte finale, parlo del proseguimento, da Vittorio Veneto a nord ovviamente, in cui mi ricorderò sempre il professor Uliana che mi sollecitava a intervenire eccetera, perché la soluzione era il traforo. Un traforo da là all'Astra di Belluno costava metà, era metà di distanza, perché quello che la gente se non ci pensi non ti rendi conto, le montagne non sono in verticale sul nord, sono in parallelo. Quindi quando tu vai verso il Fadalto, prima giri a destra, poi giri a sinistra, poi giri a destra. In realtà se vai in verticale... Un po' come aveva fatto la ferrovia, insomma. Sì, sono il tracciato della ferrovia non poteva fare altro quegli anni, se la rifai adesso vai dritto. Il tracciato in galleria era esattamente lungo metà e costava metà. Perché poi le gallerie costano meno delle situazioni difficili, la gente magari non si rende conto. Quindi noi abbiamo pagato di più per avere una cosa che ha completamente ammazzato sto posto. Dove è stato lo snodo? E lo dico con molta tranquillità, sono passati tanti anni, quindi non c'è pericolo per nessuno. Allora facevano gli appalti di massima,
Quindi le società prendevano il pezzo da fare e poi finivano i progetti. Tant'è vero che chi la guarda bene, ci sono 3 tipi di piloni. Avevano già trovato le aziende che dovevano farla, è intervenuto pesantemente la regione, ricordo le baruffe come allora presidente della regione, alla fine ha imposto quel progetto. Il tentativo di fermarla è stato il Consiglio Comunale a Vittorio Veneto, in cui qualcuno si è alzato, ha chiesto il progetto esecutivo, non c'era, hanno dovuto fermarla, l'hanno approvata in giunta. Io ho fatto ricorso al comitato di controllo perché non era un progetto, non potevano approvarla, l'hanno tenuta là ferma 1 anno e mezzo, quando il comitato di controllo ha respinto il progetto era già un bel po' di lavori fatti. È stato un disastro. Fra parentesi, ridendo, l'autostrada, allora era obbligatorio l'approvazione dei comuni, è abusiva. Pure? Ovviamente. Sì, perché voi non l'avete approvata. Per il valore che ha, no? Va bene, allora siamo già arrivati ai primi 20 minuti, allora noi adesso ci vediamo un servizio e parla della presenza dell'esercito proprio a Vittorio Veneto con un cambio di comandante. Lo vediamo e lo discutiamo dopo la pubblicità. Un addio, anche se all'interno dell'austero e rigido ambiente delle forze armate, lascia sempre il segno e trova posto nella sfera dei sentimenti umani, spesso al di là dell'ufficialità. È quanto accaduto stamattina a Vittorio Veneto, dove alla presenza del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Di Martino, e di numerose autorità civili e militari, si è svolto il cambio del comandante generale del V Corpo d'Armata, la più importante entità militare del nord-est d'Italia. A lasciare l'alto incarico per assumerne un altro nell'ambito dello Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Raffaele Simone, da 2 anni comandante del V Corpo d'Armata. Il commiato dalle truppe, di fronte a rappresentanze di tutte le grandi unità elementari del V Corpo, non è stato privo di commozione. Non occorrono bilanci, ha detto il generale Simone. Ci salutiamo in modo sobrio, con un ideale stretta di mano e lo sguardo dritto negli occhi e nell'animo di ognuno. L'alto ufficiale ha quindi voluto disegnare con una colorita metafora l'essenza del V Corpo d'Armata. Questo antico vascello dalla solida alberatura, che ha avuto le vele toccate in eventi bellici, ma che ha avuto anche violente raffiche in questi ultimi anni, ha tenuto il mare benissimo, ha avuto sempre chi si è preoccupato di mantenerne la rotta e di portare l'equipaggio integro nella meta finale. Ha quindi preso la parola il suo successore, il generale Renato Paone, 50 anni, campano, con alle spalle molti anni di militanza nel V Corpo d'Armata. Il primo pensiero del nuovo comandante è stato un deferente ricordo ai caduti e l'onore alle bandiere. La cerimonia si è quindi sciolta dopo il saluto del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Ciro Di Martino. In mattinata il generale Simone ed il suo collega subentrante Paone, accompagnati dal sindaco di Vittorio Veneto, Franco Concas, avevano deposto una corona di alloro al monumento ai caduti in Piazza del Popolo. Seconda parte di questa puntata della nostra storia con Ottavio Pasquotti, questa volta lo sottopanciamo, segretario provinciale uscente del PSI di Treviso, perché parleremo anche di politica, però con Alessandro Granziera e Francesca Pezzo noi vediamo le immagini del servizio che abbiamo mandato prima della pubblicità, giusto per parlare del quanto ha penalizzato la partenza dell'esercito, quindi il V Corpo d'Armata, quanto ha penalizzato la città. È stata sul piano economico una brutta botta, perché l'esercito, a Vittorio Veneto non c'era caserme di militari, diciamo, c'erano ufficiali, sottufficiali, quindi anche un giro di persone di un certo livello, e erano state create negli anni 60, credo 300-400 appartamenti, abitazioni, quindi poi rimanevano a Vittorio Veneto da pensionati, perché Vittorio Veneto è una città appetibile anche per i giovani, andavano in pensione giovani allora. E quindi tutto sommato erano serviti per parare il colpo non dal punto di vista occupazionale, ma almeno dal punto di vista economico della crisi del tessile. Quindi sono stati molto utili in quegli anni. L'uscita improvvisa adesso di tutto un blocco di cittadini, salvo un po' di pensionati che sono rimasti, e sul piano economico ha portato una brutta botta. E doppia perché c'è un calo ovviamente di giro di economia, e perché ci sono adesso un sacco di appartamenti chiusi
o abitati ancora provvisoriamente, in zone strategiche della città, perché allora li avevano costruiti non in periferia, dislocati nei vari quartieri, e sono là chiusi e abbandonati. Le grosse strutture non si sa, nel senso che le 2 caserme cercano adesso di venderle lo Stato, vedremo che fine fanno. La caserma principale l'ha portata a casa il comune di Vittorio insieme a un'altra area, ma comunque è una brutta botta, nel senso che Vittorio Veneto ha perso 1 migliaio di abitanti. Allora, guardando il passato e progettando il futuro, se lei fosse sindaco, ad esempio, non so, il palazzo, quello dove c'era la sede del Quinto Corpo d'Armata... Ma io avrei un po' più di coraggio con le varianti edilizie e cercherei di dare tutta la possibilità perché lo trasformino tutti e 2 in alberghi. Hanno tutti e 2 le potenzialità per diventare 2 grossi alberghi. Bisogna trovare dei meccanismi finanziari e dei meccanismi anche che facilitino eventuali interventi. Non possiamo pretendere che mantengano i balconi con i filetti di strutture che tutto sommato sono storiche fino a un certo punto, perché così non le comprerà mai nessuno. Quindi e invece l'area dove abbiamo visto il cambio del comandante, che è all'interno di una delle case... là deve diventare un'area verde a servizio del centro con strutture, perché purtroppo nella storia della città sono stati interrotti alcuni collegamenti col Meschio. La città di Vittorio Veneto, per essere una città che deve tornare alla città dei giovani, deve avere nel Meschio la spalla in cui cresce la città. Quindi riaprire quel fronte fino al Meschio, creando delle strutture a verde, dei servizi per lo sport, vuol dire rimettere in connessione tutta la parte centrale della città con quella che è l'area già sviluppata dell'area del Meschio. Su questo credo che l'amministrazione sia d'accordo e lo stia facendo. Ecco, a proposito dell'amministrazione, adesso andiamo in politica, ma la politica di adesso ha gli stessi numeri, lo stesso peso della politica dei suoi anni? No, allora c'è una situazione completamente diversa. Allora la politica la facevano cittadini che in genere si impegnavano da giovani, cominciavano, potrei fare la storia dei nostri, dall'azione... Fermo là, allora faccio vedere un volto, vediamo. Come il contributo è il 13, Alessandro, ci sono 30 secondi, così parliamo di un giovane che nell'81 si è impegnato in politica. Vediamolo insieme, eccolo qua. Gigi Furlanetto. Allora venivamo dall'azione cattolica, qualcuno anche prima dalle elementari, cominciavi a fare attività, poi incominciavi nei comitati di quartiere, nelle varie attività, nel sindacato, crescevi, quando arrivavi a 22-23 anni quelli che volevano entrare a fare un po' di politica erano già preparati. Poi c'era una competizione molto ampia, c'era un sacco di gente impegnata e alla fine nelle liste elettorali c'era il problema di entrarci. E chi ci entrava doveva prendere i voti, vuol dire che aveva già lavorato ampiamente nella città. Ma il PSI da dove pescava allora? Sempre dalla il PSI aveva la sua tradizione di sinistra che, diciamo, se prendo proprio provincia di Treviso e Vittorio Veneto, era abbastanza derivante dalla storia, quindi anche un po' anziani. Poi quando nel 70-72 c'è stata tutta quella parte di sinistra DC, delle ACLI, del movimento politico lavoratori di Labor, eccetera, tutta quella parte di giovani che venivano dal mondo cattolico sono quasi tutti entrati nel PSI e c'è stato un grossissimo rinnovamento. Poi sono arrivati i Sacconi che erano giovani, è stato un cambio radicale. Diciamo che Concas è stato superato, è entrato il giovane De Michelis. È stato un cambio radicale negli anni fra il 70 e l'85, ma allora c'era una partecipazione di tanta gente attorno alle attività, cioè un amministratore come il sottoscritto, che tutto sommato era impegnato 24 ore su 24, se saltava un lunedì sera in partito aveva qualche problema, perché doveva informare la gente. Allora adesso ci fermiamo un attimo, perché allora diamo un po' una panoramica di com'era, diciamo così, il tempo di quella politica, vedendo per delle elezioni quanti e chi erano i candidati. Vediamo un servizio del telegiornale del 15 marzo dell'87, vediamolo insieme e poi lo commentiamo, candidati e quant'altro. Nelle piazze l'atmosfera elettorale si segnala per ora solo con la comparsa dei tradizionali tabelloni, ma anche a Treviso la campagna elettorale è decisamente entrata nella sua fase più accesa. Si moltiplicano le conferenze stampa dei partiti con la presentazione delle rispettive liste, ma anche dei temi cari ad ognuno da qui al 14 giugno. Oggi sono state ben 3, ve ne riferiamo in ordine cronologico rispetto alla loro effettuazione. Hanno iniziato i socialdemocratici stamane con il segretario provinciale
regionale Arturo Bernardi ed il capogruppo alla Camera Sandro Reggiani. Su quest'ultimo punterà il PSD per il seggio a Montecitorio, in lista anche lo stesso Bernardi, che però sarà anche al Senato nel collegio Conegliano Oderzo, quello che il partito considera in grado di far scattare il senatore. Una lista, quella socialdemocratica, definita equilibrata e che è composta di soli iscritti. La caccia al candidato esterno, meglio se attore o calciatore, ha detto Bernardi, è un espediente poco nobile che rischia di mettere nelle mani di gente assolutamente impreparata temi seri come la gestione del paese. In chiave politica i socialdemocratici propongono con forza la loro idea di alternativa riformista sullo stile delle grandi democrazie europee ed occidentali ed in tempi brevi considerano ancora praticabile la via del pentapartito. Alle 12 è stata la volta del Partito Comunista, con il suo segretario provinciale Tiziano Gava, accompagnato dai candidati di punta del partito trevigiano. Riconfermata piena fiducia all'onorevole Renato Donazzon. Se scatterà anche il secondo seggio alla Camera, il PC ha scelto di orientare le sue preferenze sul consigliere comunale di Treviso Giuliano Daldello. Sottolineata con forza la presenza nelle liste comuniste delle donne, che sono oltre il 50% degli elettori, ma vengono elette solo per il 7%. Secondo il PC queste elezioni dovranno sancire la morte del pentapartito e la gente dovrà rendersi conto che l'Italia del 2000 avrà bisogno delle idee nuove del PC, che si avvia alla campagna elettorale con quello che è stato definito l'ottimismo della ragione. Il PSI ha chiuso nel pomeriggio l'intensa giornata di presentazioni, con uno dei padri dello Statuto dei lavoratori, il senatore Gino Giugni, a far da padrino al vernissage. Sul fronte dei candidati, il segretario provinciale Tullio Guadagnin ha chiaramente indicato il deputato uscente Maurizio Sacconi come uomo di punta della compagine trevigiana alla Camera. In corsa anche Siro Zanella, che non c'era oggi, ma che si presenta con spirito sicuramente battagliero. Candidatura di prestigio al Senato su Conegliano Oderzo è stata indicata quella di Gino Giugni. Il PSI ha diffuso anche un volantino con ben 40 punti programmatici per la prossima legislatura, ma Guadagnin ha tenuto a sottolineare la garanzia di stabilità offerta dal partito del Garofano nella precedente ed ha lanciato un appello agli elettori cattolici perché votino PSI senza il timore di vedere intaccata in qualche modo la loro fede religiosa. Domani si replica con altri partiti. Beh, a rivedere questo servizio c'è anche la risposta. Consiglieri comunali oppure deputati esterni no, perché ce ne sono tantissimi che militavano, quindi non erano no agli esterni, erano tutti interni. Oggi la caccia ai consiglieri comunali per riempire le liste, cambi di casacca a Camera e Senato li raccontiamo, caccia candidati che poi non sanno nemmeno di essere eletti, ma solo perché prendono qualche voto. Come diceva il PSD. L'ho detto allora, oggi però ne abbiamo la fotocopia, cioè lo scadimento spesso di livello di certi consigli comunali, di certi è evidente. D'altra parte, se tu prendi uno solo perché magari ha un negozio e quindi ha 40 clienti, perché oggi viene eletto con 30 voti, ai miei anni Vittorio Veneto uno veniva eletto con 500, 600, 50, 400. È evidente che quella è la ricerca. Treviso sti giorni ha una difficoltà a fare le candidature e riempire le liste. Ecco, ma la domanda è la gente che si è come dire, disaffezionata alla politica? Come dire, non c'è più una base che ti insegna a fare politica? La politica ha disaffezionato la gente. Questa secondo me è la mia risposta, cioè, un certo punto la politica è diventata elitaria, è diventata un meccanismo anche favorito dalla legge elettorale, perché oggi uno vota e non sa chi vota. Si trova un candidato sconosciuto, deve votarlo, e poi molto spesso anche nei livelli intermedi, perché parliamo di comuni di 5.000 abitanti, contano le persone, la gente in genere sceglie bene, sa perché li conosce, e quindi avendo l'impressione di eleggere gente con cui non ha rapporti, con cui non potrà confrontarsi, non va a votare. Siccome il tempo scivola via e lei in questo momento è il candidato, cioè il segretario provinciale uscente del PSI di Treviso, le faccio vedere un servizio in cui si parla di una guerra all'interno del PSI. Siamo sempre nell'87, questo significa che c'era molta dialettica all'interno del partito. Attenzione, qui ci sono due anime e forse una delle due è quella di matrice, chiamiamola cattolica, che è confluita nel PSI. Vediamo il servizio e poi lo commentiamo.
Ancora polemiche e colpi di scena nell'ambito del congresso provinciale trevigiano del PSI, che vede contrapporsi duramente le mozioni di autonomia e riformismo che fa capo al segretario regionale Siro Zanella e di progetto riformista, espressione a Treviso dell'onorevole Maurizio Sacconi e del vice sindaco di Treviso Tullio Guadagnin. Lo stesso Zanella ha infatti ufficializzato oggi la richiesta inoltrata alla Commissione Nazionale Congressuale di Garanzia per un rinvio dell'assise provinciale che era prevista per domenica prossima 15 marzo. Lo spostamento richiesto è a dopo la celebrazione del congresso nazionale, quindi uno slittamento di parecchie settimane. Motivazione ufficiale: la necessità di effettuare un congresso con un dibattito ad ampio respiro politico, dibattito che, secondo Zanella, si ridurrebbe ad un semplice conteggio di voti se venisse attuato il 15 marzo. Mentre vanno concludendosi i congressi sezionali nei quali si sta delineando un'affermazione dell'area Sacconi-Guadagnin, proprio il vice sindaco di Treviso è stato il primo a prendere posizione sulla richiesta di rinvio. Non sono assolutamente d'accordo, ha dichiarato Guadagnin, anche se naturalmente dovremo accettare quella che sarà la decisione del partito a Roma. È un'altra dimostrazione di metodi di gestione del PSI trevigiano assolutamente inaccettabili. Da 2 anni il nostro partito, ha continuato Guadagnin, è praticamente privo dei suoi organismi gestionali, il che ha creato non pochi problemi operativi ed immagine. Guadagnin ha anche ricordato come un dibattito politico possa e debba svilupparsi anche all'indomani del congresso e non possa essere ristretto solo a questo appuntamento. Dunque la battaglia continua sino all'ultimo minuto. Ancora una volta la parola passa agli organismi socialisti centrali. Io quando ho rivisto questo pezzo mi è venuto in mente il problema del Partito Democratico, non so perché. Beh, diciamo che sono in realtà tempi completamente diversi, perché innanzitutto là erano le 2 anime, Zanella era più quella normale del partito, quella tradizionale, era il figlio dei vecchi. Più di sinistra, vecchi, diciamo. No, semplicemente di apparati. Diciamo, lui derivava dagli apparati esistenti. Sacconi e De Michelis, in questo caso Sacconi, erano quelli che erano entrati da nuovi nel PSI e che in quel momento avevano aggregato tutta l'area dei giovani, degli ex provenienti dall'ex Democrazia Cristiana di Sinistra e dalle ACLI. Quindi la differenza era soprattutto anche proprio di modo di approcciare la politica. No, non è la stessa cosa, perché basta guardare i presenti a questa riunione. Cioè, allora c'era una grossa partecipazione, le diatribe interne erano vere, non sempre di tipo ideologico, diciamo che erano più di tipo per farsi spazio, ma questo però portava anche a emergere i migliori obiettivamente, perché uno per avere i voti anche interni doveva lavorare, essere presente sul territorio, e per portare 640 iscritti al PSI a Vittorio Veneto, iscritti che pagavano la tessera davvero, vuol dire che dovevi lavorare. Quindi la politica di allora, magari per motivi di gestire il proprio posto, per battaglie interne, per scalzare un altro, perché la politica allora era anche competizione. Allora, Calenda, quando dice che nel suo partito è venuto a Vittorio Veneto a fare un po' di... ha detto, quando io dico a chi aderisce al mio partito, dico sempre portate avanti le vostre idee, e se un altro vi contrasta deve essere la forza delle vostre idee a farvi avanzare. Ma il contrasto nei partiti serve soprattutto, primo ripeto, perché uno è costretto a confrontarsi con la gente, e quindi quella è la cosa che non fanno più da anni e ha portato la gente a non votare. Perché uno i voti doveva andarseli a conquistare, cioè tu cominciavi 2 o 3 anni prima a girare per i quartieri, per le case, a rispondere alla gente. Oggi io non ricordo nemmeno i nomi dei deputati del centro-sinistra eletti a Treviso, non li ricordo io. Insomma, che è tutto dire del segretario uscente. Ho dato uscente. penso il nome della... Va bene, allora, siccome il tempo scivola via velocemente, andiamo a vedere subito una cosa che a me preme molto, perché si parla di politica, però si parla anche di territorio, quindi rapporto con le autonomie e soprattutto con i comuni, con le amministrazioni. Allora, saltiamo al contributo 17, Alessandro, e andiamo a sentire cosa dice il PSI sulla riforma appunto delle autonomie, il servizio dell'11 febbraio del 1991. Vediamolo insieme. Come si sta applicando la riforma degli enti locali? Come una struttura notoriamente macchinosa come quella pubblica sta assorbendo quello che è soprattutto un tentativo di modernizzazione? E in che modo la nostra provincia si sta apprestando a dare vita con Venezia e Padova ad un'area metropolitana destinata ad essere centrale nel contesto mitteleuropeo?
A queste domande si è cercato di rispondere ieri al Palazzo dei 300 di Treviso nel corso del convegno organizzato dal Partito Socialista Trevigiano per discutere sulla riforma degli enti locali. Alla presenza dei principali esponenti del partito a livello provinciale, perlomeno nella sua parte maggioritaria, dal sottosegretario al Tesoro Maurizio Sacconi al neosegretario Federico Sutto, particolarmente interessante è stato il contributo di Giusy Laganga, responsabile per gli enti locali nella direzione nazionale del PSI. La riforma, è stato il suo giudizio, ha già portato ad una sollecita approvazione degli esecutivi. Adesso un punto decisivo è quello della formulazione degli statuti. Lo statuto è una cosa importante perché ogni comune si può dare uno statuto proprio, distinguendosi quindi dagli altri comuni e consentendo a ogni amministrazione di avere delle sue regole non rigidamente uniformi su tutto il territorio nazionale. Questa è una conquista, è la prima volta che l'Italia supera la regola dell'assoluta uniformità amministrativa dalle Alpi fino alla Sicilia. Dopo questa seconda fase si potrà dare un primo bilancio della riforma che probabilmente rivelerà qualche manchevolezza, ma che nell'insieme è sicuramente una modernizzazione delle strutture amministrative italiane che era necessaria, anzi che arriva un po' in ritardo. Non sono mancate pure accuse alla DC, vittima delle proprie lentezze decisionali, e rispetto al panorama politico di casa nostra, i recenti accordi tra DC e PC sono un esempio, secondo i socialisti, di scelte innaturali ed incoerenti, frutto di anacronistiche visioni della politica. E su questo pezzo si potrebbe ragionare 3/4 d'ora, di CPC mi viene in mente la confluenza nel PD sostanzialmente, oppure diciamo questa riforma delle autonomie, cioè riforma del... Ma noi abbiamo una posizione tutto sommato semplice e quindi è che facile riassumerla, lineare da sempre. 72-73 il Partito Socialista ha condizionato l'ingresso in maggioranza con la DC al fatto che venissero avviate le regioni, che dovevano essere organo di programmazione, chiaro? Non solo. La posizione nostra è semplice: federalismo e autonomia anche fiscale, un governo forte di programmazione in grado di garantire che tutto il territorio sia uguale. È scontato che il federalismo funziona a misura in cui ci sono programmazioni centrali che garantiscono che tutti i cittadini abbiano gli stessi diritti, ma che poi possono vedere chi li governa male, per cui loro sanno chi è responsabili. Le regioni devono tornare organo di programmazione e il livello esecutivo deve spostarsi in basso, a livello di aree vaste, di comprensori, di consorzi. Noi eravamo per il superamento delle province, sostituite però da consorzi di aree vaste, superamento di piccoli comuni. Quello che noi siamo tranquilli è che il federalismo va fatto bene, deve decentrare tutto quello che è possibile, lo Stato programma, gli organi decentrati amministrano, non le regioni non devono diventare un nuovo Stato che accentra, che la Regione Veneto accentra più di tutti, è peggio dello Stato, deve decentrare. Che Zaia poi si arrabbia su una... Non importa, ma su questo ci siamo confrontati anche altre volte, dal mio piccolo al suo grande, non riesce a smentire, perché non riescono a decentrare nulla, no? Nulla. E quando decentrano fai una scuola, cioè non ti danno spazi, oppure decentrano al comune amico da 3.000 abitanti, il quale poverino non può programmare. Allora, tutto va ridisegnato in un quadro in cui nessuna competenza deve essere duplicata. Chi fa cosa e tutto il più possibile vicino ai cittadini. Certo che i piani regolatori non li puoi fare in un comune di 3.000 abitanti come succede adesso, perché il sindaco come fa a espropriare la strada giù vicino di casa. Ma dico, la gestione delle scuole, dei bidelli eccetera la può fare un sindaco di un comune, in un comprensorio sinistra Piave, destra Piave. Quindi tutto va ridisegnato in quei termini. Noi siamo per autonomia, federalismo e non duplicazione delle competenze. Ma dall'alto della sua giovinezza politica, amministrativa, insomma, della sua esperienza, c'è la possibilità che ci arrivi a questo obiettivo? Non subito. Io non ci credo perché purtroppo non si riesce a far capire anche alla parte di territorio più debole, e ovviamente non glielo fa capire chi vive di questa debolezza, che non è il federalismo che li indebolirà di più, è la situazione attuale in cui il federalismo non c'è che li tiene deboli. Se non si riesce a far passare questo concetto sarà difficile per una questione di voti. Chi ha interesse a tenere
il centro-sud, per essere chiari, in questo modo lo spiegherà sempre in altri modi, perché la verità è che in questa situazione il centro-sud spreca metà delle risorse, ma non le sprecano i cittadini del sud, vengono sprecate e qua è meglio fermarci. Grazie Ottavio Pascotti, adesso noi ci fermiamo per la pubblicità, seconda parte, diciamo anzi terza parte per essere più corretti, affronteremo invece la storia di una grande azienda del nostro territorio. L'abito è ormai il biglietto da visita dell'individuo. 2 grosse aziende venete del settore dell'abbigliamento hanno dato vita ad una collezione maschile. La creazione dello stilista si unisce alla produzione di capi in gran numero. Vediamo in proposito questo servizio. La moda. Spesso se ne parla con dettagli per addetti ai lavori. Il pubblico osserva i modelli, generalmente attraverso i servizi televisivi, e li sceglie sulla base di un gradimento personale o di un gusto generalizzato. La moda degli stilisti è, in genere, una moda di elite. L'originalità del gusto del creatore di abiti è riservata ad una ristretta fascia di persone, sia per il prezzo, si pagano sia la firma che la qualità, sia perché l'essere in è privilegio di pochi, i cosiddetti VIP. Roberta Di Camerino tenta un esperimento coraggioso in questo senso. L'azienda guidata dalla nota stilista veneziana si è accordata con la Sanremo, nota ditta di abbigliamento di Caerano San Marco, con 85 miliardi di fatturato, buona parte all'estero. Gli abiti che vedete, presentati questa mattina proprio agli addetti ai lavori a Venezia, appartengono alla collezione per uomo denominata Uomo R, che è stata disegnata da Roberta e verrà distribuita dalla Sanremo. Per l'occasione Roberta Di Camerino ha in parte abbandonato le tinte forti che la contraddistinguevano, colori pastello sugli abiti casual. La linea comprende anche il classico, con un pizzico di follia. Le fodere interne ai blazer, queste giacche simili ma non uguali al doppio petto, sono fantasia. Ma eccoci a parlare con Roberta Di Camerino, al secolo Giuliana Camerino. Come nasce la moda? Beh, la moda nasce dalla vita, ci si ispira a tutto, un po' a tutto. Chi è veramente stilista e chi ha questa sensibilità lo sente proprio nell'aria e deve prevedere quello che sarà. Come unire dunque la moda per tanti, le grosse produzioni, alla moda per pochi, quella degli stilisti? Roberto Travasoni è il direttore commerciale della Sanremo. Questa volta ha voluto unirsi alla Roberta Di Camerino e quindi unire le 2 grosse realtà produttive, industriali e di stile esistenti nel Veneto, e la Roberta Di Camerino e la Sanremo, per creare un prodotto nuovo, un prodotto di alto prestigio. Piacere per piacersi. Il vestito deve essere comodo per chi lo indossa. E c'è ancora chi pensa che l'abito non fa il monaco. Una sfilata di moda, una storia per parlare con Gigi Caldato. Luigi Caldato, manager Sanremo dal 1968 al 2006 di questa grande azienda che ha fatto la storia di questo nostro territorio. Benvenuto. Grazie. Allora, Sanremo, intanto per lei che cosa significa? Per me Sanremo è vita, scuola. È stata la mia praticamente palestra di formazione, di insegnamento, di contatto con un manager di alto livello che arrivavano allora dal gruppo finanziario Tessile e dalla Fiat. Questa è stata una delle più grosse innovazioni che hanno avuto i Comunello, che pur essendo uomini di campagna avevano capito che l'impresa andava in quella direzione. La fermo subito perché intanto con il nostro Alessandro Granziera e Francesca Pezzo vogliamo ricominciare in questa parte con le prime immagini. Però la prima immagine c'entra poco con la Sanremo. Il contributo, Francesca, è il 32, se lo prepari, grazie, perché noi dobbiamo partire prima per lei, no? Dobbiamo partire da altre immagini. Facciamo vedere queste immagini e le facciamo commentare a Luigi Caldato. Il contributo 32. Allora, qui siamo a Treviso e noi andiamo a vedere gli esterni della Cassa di Risparmio, perché lei, sono andato a sbirciare nel suo curriculum, prima di andare in Sanremo è stato impiegato dalla Cassa Marca, giusto? Ahimè sì. Ecco, allora la domanda è: come fa uno che, insomma, voglio dire, inizia da impiegato in banca a
passare a fare il manager in Sanremo? È facilissimo caro Lucio. E lì è capitato che il mio papà, che nasce anche lui dalla formazione contadina, il suo sogno era il figlio in banca. Il sogno di mio padre, so qualcosa. Sì, il sogno di mio padre era il figlio in banca, cosa che a me non è entrata nel mio DNA, non entrava, e purtroppo quella volta scomodammo uno dei Comunello, perché la familiarità dei Comunello con la familiarità di mio padre è legata dalla storia della guerra, che poi le racconterò tutti gli aneddoti, e quindi negli anni, partiamo da un po' di tempo prima, negli anni dove io nasco nel 48-49 e loro dal 45 dopoguerra al 50, prima di formare la confezione, no, non era confezione, l'azienda Comunello, che poi nel 50, che poi nel 60 diventa Confezioni Sanremo, prima di fondare l'azienda Comunello venivano a fare i mercati a Treviso con la bicicletta e il carrettino dietro, mi raccontava mio papà, ma poi, sai, poi me la raccontavano anche loro, perché finito il mercato a Treviso facevano Feltre e Treviso venivano in bici e si fermavano a casa a mangiare un boccone da noi e poi partivano, andavano su. Caspita. Quindi c'era una storia, allora producevano i famosi berretti, il cappello che ho io in macchina. Che è dei Comunello. Dei Comunello. Poi comincia l'avventura questa amicizia fa sì che uno dei Comunello, che allora erano le persone più importanti in crescita del dopoguerra, alza il telefono e dice: il CEO deve andare a lavorare in banca. Questo dettato dalla volontà di mio padre. Solo che raccomandato, insomma. Raccomandato di ferro. Cioè io ho finito la scuola, il giorno dopo ero in banca e quindi non mi trovavo, era un mondo a me estraneo, nel senso che mi sono trovato con la Divisumma, Olivetti Divisumma, bravo. Macchina da scrivere. Sì, macchinone da scrivere, con il caricaschede davanti, dove da una parte il libretto a risparmio, lei si ricorda il libretto a risparmio, prelevo 50 verso 100, cioè il librettino in blu i versamenti, in rosso il prelievo, ce l'ho ancora davanti. Scheda cliente che pescavamo dallo schedario, fuori la scheda caldato Luigi, dentro alla Divisumma, e dall'altra parte lo scontrino che andava in cassa. Quindi avevamo tre oggetti da gestire sul Divisumma. Battevi, prelevo 50, via lo scontrino in doppia coppia, il libretto all'impiegato e la scheda sullo schedario. Durato quanto fa sta roba? Pochi mesi, 6 mesi, dopo ho detto io mi hanno mandato all'ufficio tasse a San Vito, dove c'era la discussione, la famosa bravissimo. E quindi poi un giorno mi incontra Botter, che allora era concessionario d'auto, ci aveva conosciuto col lavoro, dice: guarda che ho bisogno di uno come te, veloce, vieni rapido, vieni da me a vendere macchine. E io sono partito, sono andato a lavorare da Botter. Il successivo passo fu la giornata più brutta della mia vita, perché un giorno arriva Sergio Comunello col cappello alto, che era quello che aveva fatto la raccomandazione, e lì se avevo una buca potevo scavarla e andarne, perché mio padre che piangeva, mia mamma che piangeva, Sergio Comunello che imprecava come un turco, cappello alto, Alfa 2000 grigia, ce l'ho ancora davanti, io con la borsa della bicicletta stavo andando a giocare a calcio. Un torneo notturno, mi ricordo ancora adesso, dopo abbiamo anche perso, io giocai malissimo, nel senso sì, perché cioè, me l'ha detto, ti dico, tu puoi prendere il tuo papà, ma con me non devi scherzare, questa è l'ultima. Mi ha detto: signor Sergio, ma ho già trovato un lavoro, sono un po', no, non esiste, non funziona così, eccetera. Dopodiché mi prende da parte non so se telefonarsi o la seconda venuta a Treviso, dice a mio papà: guarda che c'è, va a Militare, o torna a Militare, non mi ricordo se ero partita, deve venire su a Caerano. Ecco, allora andiamo a Caerano. Andiamo a vederci il contributo 19, perché cominciamo a vedere gli esterni della Sanremo di Caerano 1981. Queste sono immagini, devo dire, originali, le abbiamo riversate ancora una volta per dargli il massimo della qualità, perché immagini di una Sanremo dell'81 non si trovano tanto facilmente in giro. Allora, Luigi Caldato arriva che questo manufatto è già costruito, entra dalla porta, che cosa succede? E succede che mi riceve in malo modo il direttore del personale di allora, che era Asterio Reginato, che poi fa la distribuzione al commerciale di Villorba, che poi fa la camiceria sul Montello, che poi si sposa con la più bella impiegata della Sanremo.
Quindi abbiamo anche un po' di gossip. Sì, no, ma era una bella donna, lui era un bell'uomo, cioè erano quelle coppie affascinanti di quell'era lì, ma parliamo di quando io sono arrivato, quindi vuol dire 68. Ecco, ma questa Sanremo qui nel 68, che cos'era? Perché la gente sì, conosce il marchio, cos'era? Era già una grossa azienda, erano già arrivati i tecnici della Facis, i tecnici della Fiat, avevano già messo in piedi il servizio Pullman innovativo che Luciano Benetton la prima volta che mi ha parlato disse una cosa solo invidiavo alla Sanremo, quei Pullman con la scritta Sanremo che in quei tempi andavano già in giro. Cioè, per lui era anche uno slogan pubblicitario, era aver visto avanti, era visione. Ma cos'erano? Perché molta gente non lo sa. C'erano i pullman che giravano in tutta la provincia, facevano le varie tappe previste, caricavano il personale e io compreso, ci portavano. Quindi sia i operai ma anche quadri, tutti quanti. Tutto impiegati, quadri, cioè i dirigenti naturalmente no, perché avevano le loro macchine, ma L'Alfa 2000 grigia. No, quella era quella di Sergio Comunello, gli altri un po' meno dell'Alfa 2000 grigia, però voglio dire, Bustaffa, Aluffi, c'erano già dirigenti che venivano da Treviso, quindi si spostavano, Bianca che poi va alla Lotto, va alla Nordica. Adesso ci arriviamo. Alessandro, se possiamo tornare un attimo in studio, perché volevo fargli commentare queste immagini qui partendo dall'inizio, perché adesso noi arriviamo a Carano San Marco oggi, vediamo questo, questo pezzo di archeologia industriale che fa un po' di tristezza, però adesso se rivediamo insieme le immagini, ce le commenta anche per i nostri telespettatori a casa, per capire qual era l'atmosfera quando poi si arrivava proprio a rivedere questo grande manufatto. Adesso vediamo un attimo. Sono 75.000 metri quadri. Quanti dipendenti ha fatto al massimo? Dunque nel 1970-71 siamo arrivati a 5.600. 5.600 dipendenti. Voglio dire, no, poco. Ecco lì no, che cosa c'era? Qua c'era il cervello della Sanremo, praticamente al piano terra il centro meccanografico che era enorme allora, con dei tabulati che a prenderli su e guardarli ti veniva il mal di testa. Quindi pacchi, le cose, le entrate e le uscite di carte e una parte di magazzini, si entrava nei magazzini. Quindi cosa c'era? Quella parte magazzino, questa è una parte già magazzino, capi spedizione, già qua siamo già in fabbrica sulla parte destra. Quella in pietra, quella è già. Qui invece diciamo la parte direzionale. Questa è la parte direzionale, però anche qua con tutta una parte anche pseudo tecnica, ecco. Poi i piani successivi? Poi i piani successivi, primo piano personale, secondo piano direzione generale, terzo piano tessuti e progetti, quarto piano magazzino. Usciere. Esatto. Ecco, ma e lei vede che piano era? Io allora arrivo al primo piano, arrivo addirittura in fabbrica, arrivo in fabbrica perché io il primo lavoro faccio il disegnatore di cartone per il risparmio, quindi tu devi risparmiare per l'azienda, questo mi disse Comunello, o impari a risparmiare, il primo guadagno è il risparmio. Primo guadagno è il risparmio, tu devi imparare e infatti mi mette in un ufficio, in una postazione dove disegnavano per risparmiare il meno tessuto possibile. Caspita. Dopodiché da lì sono passato ai tempi e metodi, sull'escalation, acquisti. E quindi piano dopo piano arriva fino a dove? In terrazza? Sono arrivato al secondo piano dove c'era la parte direzionale, però al di là di dove uno arrivava. Ecco, qui che cos'è? Che luoghi sono questi qua? Questo è il primo capannone che fece Comunello. Questo è il primo. Sotto qua c'è ancora lo spaccio aziendale. È vero, tanto che quando noi andiamo c'è lo spaccio aziendale sull'angolo. Eccola qua, questo è il primo pezzo, questo in giallo, in ecru, è il primo pezzo di fabbrica. Poi si aggiunge e si parte con qui ad esempio adesso qui c'era il decatissaggio, controllo tessuti, perché era vicino al portone d'entrata, eccolo lì. Questo è il portone d'entrata dove c'era il suo porta carraia per le merci, eccetera, e questo è tutto stabilimento, qui tutto il decatissaggio, taglio. Ma lì dentro uno che entrava dentro quel tempo cosa trovava? Trovava le macchine per decatire i tessuti e per controllare le famose controllo pezze che si faceva e dove si segnavano i difetti che aveva la pezza. Anche qui? Qui siamo già in stabilimento. Qui viene fatto il taglio? Fabbrica, taglio, per la prima parte, il primo reparto è
l'arrivo dei materiali, il decatissaggio, cioè cosa vuol dire? I tessuti andavano stabilizzati perché non calassero e non crescessero. Bisognava andare sotto la macchina a 180 gradi a vapore, dove era il famoso decatizzo del tessuto. Dopodiché andava sulla specula, controllo, si segnava con lana rossa il difetto, in modo che si evitava poi il taglio, certo, e la pezza con più di 10 difetti veniva rispedita al fornitore, naturalmente. Era un controllo anche rispetto a chi al fornitore che andavamo a fare o chiedere lo sconto eventualmente. Quindi c'era tutta una serie di controlli che facevamo in entrata. Dopodiché, passato il decatissaggio, magazzino pezze, numerate e salataglio. E tutto questo poi creava quei capi che andavano in giro per tutto questo. Il mercato qual era? Beh, il mercato soprattutto italiano, allora nel 78, 77, 78, 80, il mercato italiano assorbiva solo Italia 5 milioni e mezzo di capi. Solo il mercato Italia. Io credo che adesso siamo largamente sotto il milione. Bene, allora, mentre noi continuiamo a parlare di questa Sanremo, facciamo vedere un po' di altre immagini dedicate proprio alla moda di quegli anni. Allora, Alessandro, prima della pubblicità, so che siamo già a 15 minuti, mettiamo di sottofondo, mentre continuiamo a parlare di moda, il contributo 29, la Francesca magari ce l'ha già pronto, perché c'è una sfilata di moda che è stata fatta in Camera di Commercio nell'83 a Treviso, giusto per capire di che cosa stiamo parlando per chi è a casa, perché la moda di oggi non è la moda del tempo. Le immagini sono un po' rovinate perché ovviamente però per capire questi erano i vestiti del tempo, certo. E tutto sommato sono comunque vestiti di grande. Ecco, Sanremo come progettava i vestiti? Qua possiamo scrivere non un libro ma 2 o 3 libri, perché partiamo sempre dalle origini, dalla famiglia Comunello che io ebbi l'onore. Quindi non è che fa come andava, non so, da Roberto Camerino, ci faceva fare i disegni. No, Roberto Camerino ci dava alcuni spunti, i disegni, i cartoni e tutte le cose le facevamo noi, perché la Sanremo era famosa, è uno dei punti cardine sul quale la Sanremo si è sempre basata era la vestibilità della giacca. E la vestibilità della Cosa giacca, vuol dire vestibilità? Come si calza una giacca, come la metti addosso, come sta una spalla, come ti sta davanti, la plomb che ha una giacca. Perché non porta mai la giacca come me. Io invece che sono nato, poi le farò vedere le fotografie da piccolo, già col vestito di comunione con la giacca, con Renzo Comunello vicino, che poi anche lì le racconto tutta la storia, sono stati richiamati da militari nel 40-41, mio papà, Renzo Comunello, si trovarono poi, l'amicizia nasce lì, a Tolmino, vicino a Lubiana, loro richiamati all'ospedale di Udine nel 40-41, durante la guerra naturalmente. Allora li mettono a fare servizi di manutenzione, di infermeria, di queste cose qua, e mio papà, Renzo Comunello, il Onisto Guido, che poi fa il farmacista a Asolo, è fratello dell'Onisto, preside del Pio X e poi vescovo a Vicenza. Sì, Onisto, famosissimo. Il quarto era Torresan, dei mulini di Zero Branco, di Quinto Tarvà. E questi 4 poi hanno continuato la loro amicizia per tutta la vita. Vabbè, torniamo però allora alla Sanremo, dicevamo allora i disegni li facciamo. Disegni, costruzione. Se lei pensa che Renzo Comunello, con il quale io ho parlato a lungo con sua figlia ieri sera, mi ha detto che loro lavoravano giorno e notte, poi avevano una coperta sotto il bancone dove impostavano il taglio dei modelli, i cartoni, dove dormivano là lui e Angelo Trevisan, che era il suo braccio destro. E loro, lavoro giorno e notte per impostare e costruire la modellatura di una giacca. Ecco, quindi è un modello, quello della Sanremo, che potremmo dire è poi diventato un modello del nord-est. È diventato un modello, ma è diventato un modello di tutta la confezione italiana, perché nessuno aveva la costruzione e la vestibilità a Sanremo. C'è sempre stato, magari avevano tessuti più brillanti, avevano cose avevano una pubblicità diversa, ma la vestibilità a Sanremo era riconosciuta dai nostri concorrenti, da Corneliani, dalla Pacis, dalla Lubia, dalla Lebole. La vestibilità a Sanremo era imbattibile. Anche dall'Inghirami? Anche gli Inghirami nella seconda fase, sì, siamo nell'88 però siamo arrivati un po' lunghi. Io parlo degli anni 50-60. Inghirami faceva il camicia, se non sbaglio. Loro erano praticamente nel Nazional Popolare, erano praticamente i re della camicia, loro producevano circa
5-6 milioni di camicie l'anno. Cioè, non da poco. Chi era il vostro principale competitor, come si direbbe oggi? Sicuramente la Facis di Torino, di Settimo torinese, poi la Lebole e poi la Lubian. Questi erano i tre colossi che avevamo contro. Cioè, ma noi siamo arrivati a produrre 4.000-5.000 capispalle al giorno. 4.000-5.000 capispalle al giorno. Bene, abbiamo già finito la prima parte, abbiamo visto un po' di immagini, abbiamo sentito molto racconto. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi ripartiamo partendo però da un fatto di cronaca molto grave che riguarda i manager di questo settore, anzi un manager di questo settore, per parlare proprio di questo modo di intendere la moda, di intendere la calzatura nella Marca Trevigiana nel nord-est, ma dopo la pubblicità. Un ammasso di ferraglia e i segni evidenti del fuoco. Questo è quanto rimane dell'Alfa 90 di Sergio Caberlotto, 42 anni, di Montebelluna, presidente dell'Associazione Piccole Industrie della provincia di Treviso, morto carbonizzato nelle prime ore di stamane in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo via Martiri della Libertà, la tangenziale di Mestre, nei pressi dell'incrocio con via Vallenari. Il titolare della ditta di calzature e abbigliamento sportivo Lotto di Montebelluna tornava con ogni probabilità da Venezia ed era diretto verso Treviso in compagnia di un amico, Guido Sernagiotto, 44 anni, anch'egli di Montebelluna, quando improvvisamente è stato urtato da un camion a rimorchio condotto da Flavio Naressi, 28 anni, abitante a Mestre in via Torre Belfredo 44, che a quell'ora, saranno state all'incirca le 3, si stava immettendo sulla tangenziale proveniente da un autopark privato. Dall'impatto con l'auto del Caberlotto, il conducente dell'auto articolato si accorgeva solo molto tempo dopo, quando faceva ritorno con la sola automotrice all'autopark di via Martiri della Libertà. Per il Caberlotto la morte è stata immediata. L'auto sulla quale viaggiava in compagnia del Sernagiotto ha preso immediatamente fuoco e per l'industriale non c'è stato nulla da fare. Il suo compagno di viaggio veniva invece ricoverato all'ospedale di Mestre in grave stato di shock e con ferite guaribili in 30 giorni. In tarda mattinata, infine, il conducente dell'automezzo, Flavio Naressi, si è presentato spontaneamente ai carabinieri di Mestre, gli stessi accorsi sul posto al momento dell'incidente. Il giovane mestrino veniva prima incarcerato, su di lui pende l'accusa di omicidio colposo, ma successivamente scarcerato, rimanendo comunque a disposizione per ulteriori indagini dei carabinieri. Buonasera, la morte di Sergio Caberlotto ha destato profondo dolore e sgomento negli ambienti imprenditoriali, economici e politici della Marca. Sull'industriale montebellunese, uno degli esponenti di spicco della nuova e dinamica imprenditoria trevigiana, ecco ora un profilo curato da Bruno De Donà. Sergio Caberlotto, che rivediamo in queste immagini presenti ad un convegno svoltosi ieri, non poteva certo immaginare che per una delle tante tragiche coincidenze del destino avrebbe concluso la propria esistenza di lì a poche ore. Con lui scompare non solo un noto industriale trevigiano, ma una delle tipiche figure di quel giovane mondo imprenditoriale che ha saputo dare un'impronta particolare, una precisa fisionomia all'economia della Marca. Era nato a Montebelluna 42 anni fa da una famiglia che già da un paio di generazioni lavorava nel settore calzaturiero. Il nonno Tino aveva infatti iniziato a produrre calzature a Montebelluna sin dagli inizi del Novecento in una sorta di azienda a conduzione familiare. Fu poi il padre, Primo Giuseppe, a continuare l'attività nel ramo, lavorando per una quarantina d'anni come artigiano calzolaio fino al 58, anno in cui entrarono a far parte della conduzione dell'azienda i figli Sergio e Giovanni. Sorse così la Caber, che in poco tempo si imponeva come azienda leader nella produzione di scarpe da montagna e scarponi da sci, occupando fino a 400 dipendenti. Ceduta nel 65 l'azienda ad un gruppo americano, i fratelli Caberlotto, Giovanni, Sergio e Alberto, costituirono la Lotto, la cui produzione venne orientata verso le calzature sportive in generale. In pochi anni la Lotto è andata affermandosi sui mercati nazionali ed esteri, divenendo trainante per l'economia della Marca ed attualmente dà lavoro a 250 dipendenti. Sergio Caberlotto, che rivediamo sempre in immagini di repertorio, legava ai suoi impegni di capitano d'industria quelli di rappresentante del mondo imprenditoriale.
Era presidente dell'Associazione fra le piccole e medie aziende dall'84, nell'86 il mandato gli venne rinnovato, mentre dagli inizi di quest'anno era entrato nella giunta di presidenza della Confapi. Recentemente gli era stato conferito il titolo di Cavaliere del Lavoro. Chi ha avuto modo di conoscerlo lo ricorda come un uomo di grande impulso, rappresentativo, capace, dinamico. Lascia la moglie Maria Elena Camozzato e 2 figli, Paola di 11 anni e Matteo di 8. I funerali avranno luogo giovedì prossimo nella parrocchiale di Montebelluna e a celebrarli sarà Monsignor Angelo Martini. Era il 6 ottobre dell'87, questo è l'esempio di un capitano di impresa, di industria, di una delle industrie, la Lotto c'è ancora, ovviamente non è più della famiglia, però era un modo per raccontare quel momento, quella storia, quel territorio. E tutto questo, se vogliamo proprio dire, prende sempre comunque spunto dalla Sanremo, perché è stato un esempio per tutti anche, diciamo così, i neoimprenditori, o no? Proprio così, è stata una grande nave scuola. Una grande nave scuola con degli imprenditori che avevano esattamente capito qual era lo sviluppo da dare a un'impresa che nasce delle fondamenta contadine come avevamo noi veneti, dalla manualità e dall'intuito di fare delle cose straordinarie. Hanno fatto delle cose straordinarie basate proprio sulla visione, sull'intuito, sulla creatività. Erano gente che vedeva avanti, i famosi pionieri del nord-est, e credo che la famiglia Zanussi, la Zoppas, i Comunello fossero proprio dei veri pionieri di questi progetti industriali. Vediamo intanto che continuiamo a parlare il contributo numero 28, perché un effetto, diciamo così, un elemento fondamentale è la qualità nella produzione. Adesso in questo RVM facciamo vedere delle calzature proprio di Montebelluna, qui è una esposizione, adesso per certi versi, però ad esempio il Monboot, giusto per dire, è un'invenzione, cioè la visione, qualità, la visione, esatto. La visione. Allora, quanto diciamo cossi, la caparbietà, cioè il lavorare giorno e notte, ha contribuito, ma quanto l'idea, cioè l'innovazione, la progettazione, poi per uno come lei, insomma, che all'interno di una delle grosse, la progettazione, l'innovazione, quanto contava e quanto conta? E dunque diciamo che la base è stata soprattutto la forza e la voglia di lavorare, perché siamo partiti da là. Quando le dicevo prima che dormivano sul bancone dove tagliavano i cartoni, si capisce. Poi erano delle comunioni di cervelli anche, comunioni di cervelli, perché c'era quello che nasceva per tagliare il cartone, ma c'era per esempio il Sergio Comunello della situazione, come qua i Tre Fratelli, c'era quello che aveva la visione industriale, che andava a vedere a Monaco cosa succedeva, che andava a Milano, andata e ritorno in macchina senza fermarsi, andata e ritorno, dice per fortuna che la macchina ogni tanto bisogna far benzina, se no non si fermava. Non si fermava. Il mio padrino Renzo dice mi ha portato a Colonia e non ha mai fermato la macchina. Come faceva? Perché andava via anche a 4 anni di benzina per smontarsi in corsa e camminare. Perché lì? Cioè, quindi questo è l'imprinting della manualità e della forza di volontà per arrivare. C'era la fame, la voglia di arrivare. Però c'era anche la volontà anche di far guardare i conti, quindi bisogna... Dopodiché, bravissimo, non solo di far guardare i conti, ma di progettare. La progettazione, la programmazione di nuovi prodotti innovativi, ecco il Mabut, ecco la vestibilità che le ho detto alle giacche Sanremo, cioè c'erano degli input, dei plus inconfutabili che avevano solo certe aziende, chi ha fatto poi il successo. Guarda la Munari, che era la prima della zona sullo scarpone, a Cornuda, è un marchio che ha girato il mondo, dopo è venuta la fusione, altre cose, ma lo scarpone di cuoio era Munari, punto. Quindi, cioè, oltre alla caparbietà, alla voglia di fare, all'applicazione, poi c'era la genialità e poi magari, ecco, come dicevo, sto brainstorming di cervelli interni che faceva crescere ognuno la sua. I Tre Fratelli, per esempio, avevano 2 sorelle che erano la Nora e la Camilla, che aiutavano in azienda, ma cioè era un supporto anche quello, perché trovavano un piatto di pasta pronto magari, chi lo sa, no?
E i tre fratelli erano tre caratteristiche completamente diverse, che sono poi l'esempio di Caberlotto. Ognuno di loro aveva... Però la capacità di dialogare sempre insieme. Di dialogare insieme. Un po' come i Benetton. Bravissimo. Ecco lì. Poi si tramandano nella storia, ma i Maramotti stessi, cioè il gruppo finanziario, i rivetti del gruppo finanziario, una famiglia che cresceva con... Ma allora facciamo un salto in avanti. Adesso esistono ancora queste famiglie, esiste ancora questo, diciamo, questo format? Come ma sì, è cambiato, cioè, abbiamo l'esempio di Del Vecchio che non è che manchi da molti anni, gli Armani ci sono ancora, cioè voglio dire c'è gente che ha ancora, i Benetton ci sono ancora, cioè ci sono delle situazioni per cui... Le seconde, le terze generazioni sono ancora in grado? Hanno meno fame di quanta ne avevamo noi. Ecco, quindi guardando al futuro esisteranno ancora queste famiglie? È cambiato anche il mondo dell'impresa, ormai siamo diventati area di servizi, non siamo più materia prima, cioè noi, la società si sta orientando verso il servizio, quindi è difficile. Quindi è difficile trovare io credo che ci siano ancora delle belle realtà, credo ancora nell'impresa italiana, ci credo molto, perché la creatività e il genio che ha l'italiano non c'è, la qualità, e poi conseguentemente il genio porta alla qualità. Parlando di genio, adesso le faccio vedere un'altra cosa, genio e follia. Andiamo al contributo numero 30, ha saltato completamente la scaletta, perché la scaletta poi... Francesca, andiamo al contributo numero 30, facciamo vedere al nostro Luigi Caldato questa singolare esposizione di vestiti di Fiorella Mancini. Va detto che Fiorella Mancini è, diciamo così, una creatrice un po' particolare, soprattutto molto negli anni 80, particolare, amica di Gianni De Michelis, e aveva questa idea, cioè praticamente aveva questi manichini che vestiva, ed erano manichini che erano dei doji. Infatti la collezione si chiama I doji della moda, quindi volti maschili su vestiti femminili. Genio, un po' follia tra l'altro. Sì. Ecco, quanto così l'andare a volte controcorrente, anche l'utilizzo di materiali diversi e particolari, perché poi voi facevate i capispalle, qui cominciano a usare la plastica. Altri materiali. Ecco, quanto questo genio follia ha contribuito a creare questa innovazione nel nostro territorio, questa idealità. Ecco, vestiti così adesso noi li vediamo, a quel tempo erano assolutamente era una cosa non avanti di più. Ragazzi, stiamo parlando del 1984, 84 vuol dire 39 anni fa. Sì, questa è degna di una sfilata che si può gestire oggi a Milano o a Parigi. Queste sono cose che stanno sfilando adesso. Se lei vede le sfilate di Armani o di Gucci sono su sti generi qua, l'uomo in piuma, la trasparenza, cioè cose molto avanti. Cioè, lei l'ha chiamata come follia? Creativa, io la chiamerei una lucida follia, come amava Berlusconi. Per vedere queste cose straordinarie. Lei poi era una creatrice, poi non ha avuto successo lei, però genialità e creatività non al 100, al 110%. Poi anche provocazione, perché mettere un doge fuori nell'84 non siamo i Maneskin adesso è normale, ma abbiamo visto cose a Sanremo. A proposito di Sanremo, e torniamo a Sanremo, ha mai pensato a fare una linea un po' controcorrente o è sempre rimasta sul classico? È sempre rimasta nel classico. Le nostre linee controcorrente sono state le prime linee sportswear. Lo sportswear, la Sanremo lo sposa immediatamente negli anni 80 e fa la prima linea GB Pedrini Libraio, che GB Pedrini Libraio non era altro che un vocabolario beccato a Torino, in Piemonte, che girava lì, perché era un marchio piemontese, e abbiamo preso sto marchio con il biplano, l'aeroplanino, e l'abbiamo fatto diventare il primo marchio di abbigliamento sportswear. La Sanremo per la prima volta si è cimentata a fare questi pantaloni qua, il bermuda, la magliettina, la t-shirt, eccetera, e abbiamo avuto un successo strepitoso, perché poi ha dato adito a muovere anche altre linee come l'Azzurra, come il Tempo, come la Mille Miglia, come il Reporter poi, cioè è stata la prima pedina per portare l'abbigliamento classico verso lo sportswear. Allora, visto la parte evolutiva, adesso però cominciamo a parlare anche di quando è che un'azienda così comincia e dove nasce la crisi di un'azienda del genere. Intanto vediamo il contributo numero 20, sempre Francesca con il nostro
Alessandro Granziera in regia. Il numero 20 facciamo vedere questa Sanremo occupata dell'81. Qui vediamo già la scritta Geppi. Qual è che 81 eravamo Geppi, 74 siamo diventati Geppi. Ecco, cosa è successo? Perché è cominciato il declino? Allora, le fasi sono le seguenti. Prima Comunello con tutte le sue innovazioni, creatività, laboriosità, eccetera, poi comincia a diventare impresa. Diventa impresa con i manager delle piemontesi, con i manager, arrivano gli stilisti da sarti, figli di sarti emigrati a New York, negli Stati Uniti, Fallone e Zoppito, due tecnici, Sigaro, bretelle come le sue, gemelli dorati, grossi così, eccetera, arrivano e cominciano a mettere mano sulla modellatura vicino a Renzo Comunello, che era stato lui a impostare la nostra vestibilità. Comunque positivi perché hanno portato altre innovazioni. Da lì poi il processo dove cade. Faccio solo due date. 1961, attuazione del codice del cottimo individuale. Si inserisce il cottimo individuale. Cosa vuol dire? Che io, capo reparto, capo sezione, controllo quanti pezzi fai all'ora. Se sei bravo che ne fai uno in più, ti premio. Se ne fai meno, ti tolgo. Il premio di produzione o il cottimo individuale resta in piedi 10 anni. 1961-1971. Evoluzione sindacale, contratto nazionale del lavoro 68-69. Qui abbiamo l'assemblea sindacale. Assemblea sindacale, sindacati che prendono mano, eccetera, eccetera, giustamente per certi aspetti. Però poi si esagera sempre come siamo capaci di fare solo noi italiani, no? E fenomeni così cominciano a sentire laccio al collo, no? Allora chiudi di qua, controlla di là, il cottimo individuale è saltato. Cosa succede? Che nella sezione di 40 ragazze che devono fare il cottimo di gruppo, quella che tira il carretto dice: ma perché devo tirare il carretto, che questa va a fumare 2 ore in bagno e non torna più. E comincia a calare la produttività. Normale, e lì cominciano le prime. Allora a quel punto la Sanremo, che era in società con la Gianesco negli anni 70, nel 74, 71 prima, 70-71, Comunello va in America e gli dice al gruppo Gianesco, parte con Ramazzini, con l'avvocato Ramazzini e col suo commercialista, e vanno a Boston, fanno la trattativa, cappello alto, e vanno a vendere praticamente la quota che avevano alla Gianesco. La Gianesco fa arrivare i tecnici inglesi e olandesi, che per darle solo un esempio eclatante, succede che dobbiamo spedire i capi il 28 di dicembre, bisogna spedire perché il bilancio chiede che noi dobbiamo chiudere, ma non ci sono i pantaloni con le giacche abbinate, non importa, spedire. Danni a non finire, cioè venivano dal mondo del jeans, da altri mondi, e questo è stato il peggio del peggio. Quindi ecco lo sciopero, ecco la decadenza della qualità. Cioè se tu li mandi via il pantalone 48 con la giacca 52, capisci che quello dopo, il giorno dopo te lo mandi indietro. Esatto. Ma bisognava fatturare, questo era il principio degli americani. E poi nel 74 vendono l'azienda alla Geppi, la Geppi a quel tempo assorbiva le aziende in crisi. Sono arrivati fior di presidenti, gente molto brava, peraltro, tipo il Masseroli, tipo il Corte, tipo Ranzini, gente che veniva da imprese vere, e praticamente abbiamo tenuto il passo fino all'87 di fatturare 95-96 miliardi allora, prima sì. E poi è arrivato il gruppo Inghirami. Poi resta Geppi dal 74-75 per i 13 anni fino all'88. All'88 arriva l'avvocato Inghirami. L'avvocato Inghirami è il patron delle camicie di San Sepolcro. Peraltro nel percorso succede pure una disgrazia mica da ridere, perché purtroppo nel tragitto Roma-San Sepolcro nella E45 il figlio Massimo muore. Mentre faceva la trattativa per la Sanremo. Aveva appena concluso la trattativa per la Sanremo. Quindi è stato un segno indelebile del papà, il papà l'ha preso a cuore questa azienda e siamo partiti nell'88 e via. E insomma la Sanremo vive adesso nel gruppo Inghirami. La Sanremo vive con le radici a Caerano e con l'anima e il cuore a San Sepolcro.
Quindi a Cairano è rimasto solo il magazzino? È rimasto il magazzino, sono rimasti credo 1 o 2 operai allo spaccio. Però il marchio è comunque qualche commerciale credo ci sia. E comunque il marchio è sopravvissuto. Il marchio è sicuramente sopravvissuto assieme a altri marchi che sono la Fabio Inghilami, che sono la Reporter, che sono l'Azzurra, cioè abbiamo marchi storici che sono rimasti nel tempo con la decadenza di quel mondo. Il mondo dell'abbigliamento, tessile e abbigliamento, è entrato nella crisi più drastica di tutti gli altri settori. Se le ho detto prima che 5 milioni e mezzo di giacche che si vendevano loro non saranno neanche 1 milione e che le aziende di abbigliamento le faccio in riga, Facis ha chiuso, l'Ebola è in difficoltà, la Lubia è... siamo crollati tutti. Allora facciamo così, siccome il tempo è finito, noi ci diamo appuntamento un'altra volta per raccontare il resto della storia che abbiamo raccontato oggi, perché la scadenza ormai è saltata. Ringrazio Luigi Caldato, ringrazio tutti voi per l'attenzione. Avete sentito la storia della Sanremo raccontata da chi l'ha vissuta appieno, completamente, partendo dalla banca, e noi ci vediamo naturalmente fra 7 giorni. Arrivederci.